Successo a Campomarino per la prima edizione del Canto del Lungomare. La zona del Lido si è animata grazie alle iniziative e agli spettacoli organizzati da alcuni stabilimenti balneari. Sentiamo Fabrizio Chionero. La mano arriva, nada sola, la media vuelta, la cururo. Ce ne possono essere tanti, tra cui un po' di neomelodica, tipo SMS, frasi d'amore. Per i tanti giovani che hanno affollato il Lido di Campomarino è questo il Canto del Lungomare, musica, divertimento, momenti di condivisione per trascorrere una serata in allegria. L'idea di Dario Glave per promuovere la zona della Marina ha coinvolto alcuni lidi del Lungomare degli aviatori che grazie al loro impegno hanno richiamato numerose presenze per tutta la serata. Molto bella e speriamo che continui come è cominciata. Veniamo dal Belgio, la serata è molto bella, a Campomarino Lido ci piace. Molto piacevole, bella musica, c'è molta gente. Il Lungomare si è animato con tanta musica, balli di gruppo e gli stand di prodotti tipici del territorio che promuovono il made in Molise, frutta, gelati, panini e cocktail preparati con gusto, animando una serata molto particolare. Anche le associazioni sportive, di volontariato, gli appassionati delle 500 hanno lasciato il loro biglietto da visita, coinvolgendo i tanti turisti che da tutta Italia trascorrono il periodo di villeggiatura a Campomarino Lido. Abbiamo girato, guardate che stanno le cose, abbiamo visto i cavalli. Abbiamo passeggiato e abbiamo visto tantissime cose nuove, belle, cose che non ho mai visto. Ci siamo molto divertiti stasera ad ascoltare buona musica, abbiamo mangiato delle ottime cose e spero che si ripeta l'evento. Per gli organizzatori l'iniziativa è riuscita con la consapevolezza che il gioco di squadra porta sempre a risultati positivi. Tutto è andato per il meglio, ringraziamo i turisti di Campomarino, ringraziamo ovviamente tutti gli enti pubblici, l'amministrazione, il comando di vigili, carabinieri, protezione civile e se me ne dimentico qualcuno non me ne vogliono. È andato perfettamente, speriamo che l'anno prossimo andrà ancora meglio e ne siamo certi. Questa è la prima edizione e l'anno prossimo sarà ancora più forte. Questo per riportare Campomarino ai vecchi tempi, a quando io ero piccolo e ricordavo che i nostri genitori la rendevano una bellissima cittadina.